Si avvicina per i balneari che hanno una concessione demaniale la scadenza del 2020, in cui appunto cadranno i loro diritti e dunque anche il loro lavoro. Ne parliamo oggi con Lorenzo Vallese, presidente di FIBA regionale e di Veneto Chioschi. Buongiorno a tutti, parto dall'ultima manifestazione che è stata fatta, l'ultimo incontro. A Rimini una settimana fa più o meno ci siamo trovati per fare gli stati generali dei balneari, all'interno dei quali appunto abbiamo trattato, come ormai dal 2009 trattiamo, il problema del sistema turistico balneare italiano, che è messo in crisi da una direttiva comunitaria o Bolkestein, che in qualche modo vorrebbe sottrarre le nostre imprese e metterle a un bando pubblico attraverso l'evidenza pubblica, appunto. In questo incontro abbiamo deciso di intanto fare una manifestazione per far valere, come ogni anno facciamo praticamente, i nostri diritti a Roma, ovviamente attraverso una raccolta firme che saranno raccolte da sottoscrizioni appunto nei vari circoli, e contiamo di arrivare a almeno 10.000 firme su almeno 30.000 imprese balneari che oggi operano nel settore. Le proposte che il governo ci fa e quelle che noi ovviamente mettiamo contro sono la prima, la tutela delle imprese balneari. La tutela delle imprese balneari come tipicità appunto del sistema turistico locale, perché ricordiamo lo Stato ci ha dato della sabbia sulla quale noi abbiamo costruito delle imprese. Mancando la concessione manca anche il lavoro, manca anche l'impresa stessa, quindi per noi non è un'opportunità di investimento ma è il nostro lavoro e noi andiamo a difendere appunto il nostro lavoro. La prima proposta è quella di andare in Europa e chiedere all'Europa, attraverso un lavoro importante che il governo italiano dovrebbe fare, di riconoscere questo come è stato fatto da molte altre città, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, che hanno saputo tutelare le proprie aziende e riconoscere le tipicità attraverso una proroga lunga attraverso la quale appunto si ritorna degli investimenti effettuati. Una seconda proposta che oggi il governo sta in qualche modo contrattando con i balneari consta sulla proroga o diritto di superficie lungo per chi ha fatto degli investimenti ovviamente negli anni, a cui viene sommato un'evidenza pubblica per l'ombreggiato, che è la parte appunto degli ombrelloni della spiaggia. A queste due cose noi chiediamo anche il riconoscimento del valore economico dell'azienda, cioè un riconoscimento del valore di quello che noi abbiamo fatto negli anni. Come ricordavo appunto prima, gli stabilimenti hanno oltre 100 anni di storia e con una direttiva spazzare via questa storia credo sia non sicuramente intelligente da parte dello Stato, visto anche che ci sono molti chilometri di costa ancora liberi, quindi noi saremo propensi a creare nuove aziende, non tanto a cancellare o cambiare quelle che oggi ci sono.